Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite ogni 3 settimane viene a trovarci per raccontarci quello che accade, le novità nella città di Padova, il sindaco Sergio Giordani. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, buonasera a tutto tutti. Bene? Molto bene, molto Abbiamo bene. messo Padova che cambia, giusto come titolo? Eccezionale, Padova cambia in meglio anche. Non No, ci lo stava, dico io, sono di sì, parte. Mancava che ci scrivesse anche in meglio così. No, voglio solo sottolineare, cambia in meglio, sono molto contento. Va bene, ma al di là che sta cambiando veramente, quindi anche dalle viabilità, tante belle cose che stanno accadendo nella nostra città. Prima però di iniziare c'è il solito assessore che si intruffola nella nostra trasmissione, andiamo ad ascoltarlo. A me piace da matti. Andiamo ad ascoltarlo. Grazie Giorgio per la linea, un saluto a tutti voi in studio, naturalmente chi ci segue da casa. Qui accanto a me al Minuto Politico non poteva mancare il solito ospite, il solito assessore, Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro. Benvenuto assessore. Senz'altro. Come va in comune in questo periodo? È il periodo più peggiore dell'anno, che è questo qua di fine novembre, inizio dicembre, perché si sveglia tutte le associazioni, no, che vuoi proporre robe per le famiglie, per i putei, per gli anziani, per il periodo di dicembre. È un disastro, un disastro. Detta così pare anche brutto, se mi permette. È brutto. Le faccio solo... È brutto nel senso come lo descrive lei, magari sono anche delle iniziative interessanti, no? Guardi, le ho portato proprio un volantino per dire le bueade che stanno proponendo nel nostro comune. Attento. E il centro anziani ha proposto l'iniziativa NI. Anziani senza ansia. Anziani senza ansia. Complicato in effetti, sì, no, che sa questo è vero, forse... il titolo deve essere uno che fa settimane enimistiche tutte le settimane. Esatto, potrebbe essere. A ogni modo si tratta di un corso per istruire gli anziani su come sopravvivere in maniera efficace alle imminenti feste. Ti dico i punti del programma perché certo. Gestire le mance, come dare manco scaie ai nevodi rompimarroni senza farsi sgamare, no? Questa è interessante come dice, mia nonna mi dà 50 euro e mi 10, maledetto. Sì, insomma, immagino che vabbè, prego. Mangiare come un vedeo senza andare in pronto soccorso. Gli anziani che piace mangiare, noi si ingolfa. Magari uno non si rende conto sotto Natale, certo. I qui che mangia fino alle 5 del pomeriggio, a serie dice non ordiniamo mia una pizza. Le 20 scuse per non farsi portare a messa di mezzanotte. Io pensavo ne bastassero un paio, invece addirittura 20. Io fa il corso. Le 10 tecniche per ricordarsi i nomi dei nuovi compagni di tutti i parenti che ha divorziato nel 2019. E questa invece è interessante, capisci? Però vedi, io non la vedo come una brutta iniziativa, se mi permette. Per carità. È utile. Ci sono altre iniziative oltre a questa? Sì, si somma a tante altre buiade che stanno proponendo. Gli alpini che organizzano l'evento Avete bevuto? Scusi. Avete bevuto, io si mette sotto l'albero del Natale e distribuisce brulè a tutti gli anziani, putei, bambini, tutti quanti. Come i bambini no, mi auguro. E ti domanda, avete bevuto? E dire, cioccolata calda, no? Per educarli già. Per piacere. Il CAI che organizza l'evento CAI C di Stelle, no? Io ribeve da notte fino a mattina, CAI C di Stelle. Scusi. Nel nostro comune se non te bevi praticamente non si muove nessuno, se non c'è dell'alcol. Senta, scusi, ma ci saranno anche delle iniziative culturali, no? Immagino. Ma è a Ludoteca che ha proposto un'iniziativa per riscoprire la bellezza del gioco in scatola, dei giochi di società intorno alla tolla. Questa è una cosa bellissima, no? Cioè, è bellissima l'idea di riscoprire i giochi in scatola. Ma guardi che io, ad esempio, sono un grandissimo appassionato di giochi in scatola. Io almeno circa 3 serate a settimana, insomma, le passo con gli amici in Ludoteca. In Ludoteca, 3 sere a settimana? Sì. Perché proprio No, per piacere, assessore. Di interpretare ho capito, però ma perché lei la riscoperta del gioco, cioè tenere la mente allenata, insomma, io penso... per carità, non ci rendiamo conto però dei danni che fanno certi giochi in scatola, no? Cioè, scusi? Oltre a incitare la guerra, distruggono il nostro ecosistema. Pensiamo a Battaglia Navale, per esempio. No, fermo, mi scusi. Battaglia navale cosa c'entra con l'ecosistema? A parte che è un gioco. Allora, battaglia navale derfa l'ecosistema. A parte quando che tu centri la barca, che copi quei poveri marinai che stanno solo facendo il suo lavoro. Non è che è un gioco, è un gioco, è
è una navetta di plastica, non c'entra, non ci sono marinai. Pensiamo ai danni all'ecosistema, no? Che perché? spari a bomba acqua, ma i pesci che c'è sotto, poi le bestie... Non ci sono pesci sotto. Non ci sono pesci. Ma no. Pensiamo agli uccellini che muoiono durante le sfide di battaglia navale. Cosa c'entra gli uccellini, scusi? Osei. Uccellini. Ma non è Osei, non è Osei. Che ma cosa dice gli e uccellini? i serpentelli. I serpentelli. B7 e B7. Ma per piacere, Ci rendiamo conto dei danni che si fanno. Ma no, ci rendiamo conto del fatto che lei non conosce nulla dei giochi in scatola. No, io ho il mio gioco preferito. Ce n'ha uno preferito? Sì, Qual è? Briscola. Sì, non è gioco in scatola, comunque è un gioco, certo. Diciamo che ci sono affezionato perché il mio comune è come la briscola. Cioè? Cambia sempre i semi che comanda. Nel suo caso è il Semos è rimasto, Senz'altro, insomma. Sì, senz'altro. esatto. Va bene, allora che dire, a voi la linea e buon gioco a tutti Senz'altro. se partecipate alle iniziative dell'assessore Ciano Contina. Cioè, ti conto questa? Senti quello che è il gioco preferito dei posatori? No. Ruba un massetto. Il massetto, certo. Aspetta, mi sono smettere una roba da dire. Sì, forse siamo ancora in tempo, Giorgio, scusa. E allora il Centro Anziani mi ha ricordato di ricordare che c'è un'iniziativa per tutti gli anziani che soffrono di demenza senile. Senile, sì. È il grande torneo di Memory. Ah, quando lo farete? È dal 5 al 25 dicembre, cioè ora che il becca ma per piacere, ma per piacere, saluto tutti quanti al Centro Anziani e tutti gli altri. Senz'altro. E sentiamo ovviamente Gaetano e Pippo, praticamente che sarebbero Marco e Pippo l'unico duo che è un trio, che ovviamente potete seguire anche tutte le sere all'inizio delle nostre programmazioni ovviamente serali. Il sindaco l'avete visto, ospite in questa puntata di Padova che cambia è il titolo, e andiamo a fare un ragionamento che poi lei ci tiene in modo particolare, che è quello della droga. E le spiego perché è uscito anche a livello nazionale, fra poco vedremo un servizio di Striscia Notizia, perché ha molti ascolti, ovviamente, che Padova passa per addirittura una città la peggiore d'Italia, quando ce ne sono molte altre che purtroppo hanno questa problematica. Prima di andare a vedere il servizio, le voglio fare una domanda: qualcuno li manderà per fare questi servizi a Padova? Le faccio una domanda perché non è che la droga... Le spiego, la droga c'è a Padova, ma non è che sia a Padova in tutta Italia, e ci sono città che hanno ancora molta più droga di Padova, certo. E quindi che questo non è che sia una scusante, una attenuante, però così, però arrivano proprio e vengono a fare questo servizio. Il giorno dopo si mobilita la questura, manda molti agenti in stazione a cercare di risolvere un po' il problema, ne trova, è un dilemma che qui a Padova esiste come in tante altre città. L'unica cosa che volevo chiedere è chi li manda e chi manda ovviamente per fare questa risonanza nazionale. Mi piacerebbe saperlo. So. Detto questo, andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo con lei. Il consumo di droga e lo spaccio, problematiche di rilevanza anche sociale che affliggono la città di Padova e che Vittorio Brumotti ha evidenziato con la sua bici girando nella zona della stazione ferroviaria e alla Stanga vicino a Vianelli, sono da sempre ben note alle forze dell'ordine. Prova ne sia che dall'inizio dell'anno la questura di Padova ha identificato e segnalato all'autorità giudiziaria 205 spacciatori, sequestrati oltre 75 kg di sostanza stupefacente ed emesso 22 DASPO urbani in zona stazione. Rilevante in questa direzione è anche l'attività della polizia locale, che ha elevato 107 sanzioni di 500 euro ciascuna ad altrettanti individui, molti dei quali giovanissimi, sorpresi a consumare sostanze stupefacenti in luogo pubblico, e 10 minorenni sono stati segnalati al Tribunale dei minori per detenzione di droga ai fini di spaccio, senza contare che proprio lo spaccio di sostanze stupefacenti costituisce il motivo principale per cui dal 1 novembre 2018 ad oggi il reparto di polizia giudiziaria della municipale ha arrestato 26 persone, fotosegnalate 378 e identificato oltre 12.000 individui. E proprio per contrastare lo spaccio è in arrivo una prima unità cinofila antidroga appositamente addestrata al ritrovamento di sostanze stupefacenti, che andrà ad integrare il nucleo esistente della polizia locale.
Allora, abbiamo visto questo servizio a cura di Elisabetta Corazza. La domanda era già anticipata, io non riesco a capire ovviamente perché c'è questo innalzare i toni ovviamente per quanto riguarda Padova, e chi lo fa mi piacerebbe, ripeto, a saperlo, però c'è un'altra considerazione che devo fare. Viene fuori il servizio a livello nazionale, il giorno dopo la questura va in stazione con un numero incredibile di agenti. Tutto era già programmato, è stato tutto una causa di quello che è successo come mediaticità, uso questo termine. Non era programmato assolutamente nulla, io ero in consiglio comunale, l'ho visto in consiglio comunale, mi ha fatto avere un consigliere, non sapeva nulla, per cui... Però, no, dicevo se era programmato, non che arrivasse stessa notizia, ma questo so. Ovvio. No, quello non lo sapeva di sicuro. No, che era programmato che poi 2 giorni dopo la questura e gli agenti andassero È stato il questore a fare questa... No, non ho la minima idea, non posso sapere queste cose. No, pensavo che la questura e il questore fosse in collaborazione con lei, tutto qui. No, c'è massima collaborazione, però io voglio ricordarvi che sono mesi che parlo di droga, che è un problema, l'ha sempre detto. Mesi e mesi, che è un problema enorme, un problema sociale per noi, è un problema, io mi figuro, quando viene qualche madre e dice io non posso scendere di casa e trovarmi spacciatori per i miei figli, o penso ai miei nipoti, per me è sempre stato un problema cruciale, in cui ho anche sempre ammesso, stiamo facendo tanto, ma quel tanto non basta mai, per cui in continuazione stiamo cercando soluzioni. Soluzioni sono giardini arena. Abbiamo fatto una grande operazione di spettacolo sotto tutti i sensi, attività motorie, ludiche, sociali. Abbiamo evitato lo spaccio e i venditori abusivi di biciclette. Però io sono realista in queste cose. Li stiamo spostando da Giardini Arena, dove sono andati? Piazzale Gasparotto. Facciamo l'operazione a PP1 e vanno in Pioveo. Abbiamo un problema e io non voglio nascondere, non faccio il politico a dire che bravi siamo, qualcosa facciamo. Il cane, prima volta che abbiamo un cane addestrato, ci abbiamo messo un sacco di tempo per addestrare un cane, ci vuole quasi un anno. È questo che Lucky, bellissima, e sta già lavorando, sta già portando. Io una cosa che dico, l'unica cosa che ho visto finora che è efficace, oltre a fare attività, è portare via il prodotto. Non c'è altra soluzione, c'è massima collaborazione da parte del prefetto, del questore, come si chiama? Guardia di Finanza, Polizia Locale, tutti assieme a lavorare, magistrati, tutti quanti assieme, tutti quanti assieme in continuazione ci poniamo questo problema. Sappiamo tutti che quando arrestano uno, posto che abbia il prodotto, il giorno dopo è fuori. Primo. E questo è il problema. Vabbè, questo non sono capaci di risolvere. No, ho capito che non è lei, però il vero problema sono bravissimi ad averlo, non aver mai prodotto, e per cui lo nascondono, e questo è il motivo per cui prendiamo il cane, e questo è il primo di una serie di cani che perderemo, ci vuole un po' di tempo. È un problema in collaborazione con l'unità sanitaria locale. Cerchiamo di fare il massimo anche di istruzione, di coinvolgimento. Ho chiesto adesso alla Fondazione di darci una mano e fare informazione a scuola, in questo senso, convegni. Bisogna, ma la cosa che continuo a dire, prima le famiglie devono stare attenti, non deve scaricare sugli altri, le famiglie devono stare attenti, parlare di ragazzi, non è figo drogarsi. Però uno magari un genitore non se ne accorge della volta. Bisogna avere il massimo di attenzione. Non sto dicendo, bisogna avere il massimo di attenzione. Io dico solo attenzione. Ha tanti componenti questa, familiare, sociale, il gruppo di ragazzi che deve essere più figo perché si droga. Sono guai dopo di quelli seri, per cui l'invito è: famiglie, state vicino ai ragazzi, parlatene, fate informazione, controllate, perché i spacciatori vanno anche davanti alle scuole. Il problema qual è? Lo so che banalizzo, ma ci sono tanti consumatori, questo è il problema. Costa poco, 10 euro, 5 euro, costa poco, e prodotti chimici pericolosissimi, l'eroina gialla. Per cui uno dice, finché fumo la sigaretta, poi gli viene voglia di abituarsi di più. Io sono terrorizzato da questo punto di vista, perché mi sento responsabile, ma
non faccio questioni politiche, ma è chiaro che l'opposizione cavalca, fa il suo lavoro, cavalca, dice è sempre peggio, la città, però tante iniziative che abbiamo fatto noi come amministrazione, non erano mai state fatte. Va bene, senta, io le faccio una proposta, mi dica se è una proposta, delle volte lei le mie proposte le cancella prima ancora che io le dica, però poi so che poi ci ragiona sopra. La PS è un'azienda che lavora anche per il comune, volendo tutto. È del comune. È del comune, e quindi le dico, le faccio una proposta, perché a livello di comunicazione, mi è venuta ora, no? Visto che ci sono i tabelloni 6x6, non drogarti che ti fa male riempire tutta Padova di questi manifesti. Le chiedo una campagna pubblicitaria, nel senso, non drogarti che ti fa male da parte del comune a livello mediatico, nei cartelloni, nelle televisioni locali e nelle altre cose. Aggiungo un'altra cosa, mi è piaciuto l'onorevole Boccia, che l'altro giorno in Parlamento finalmente ha detto il canone delle televisioni della RAI dovrebbe essere dato il 10%, che sarebbe una risorsa economica straordinaria alle televisioni locali, perché sono quelle veramente che lavorano su e nel territorio. Ho aperto e chiuso parentesi per dire l'importanza anche delle televisioni locali. Ecco, fare una campagna, ritornando a noi, una campagna di pubblicità da parte del comune forte, intensa. Oltre a quello che sta facendo, che lei da 2 anni sta facendo questa battaglia e bisogna riconoscerlo, e anche ottenendo successi, però l'ha detto lei prima, si sono un po' trasferiti. Ecco, fare un'ulteriore campagna davanti alle scuole, mettere quei cartelloni 6x6, drogarti ti fa male, metterli anche violenti, nel senso la fotografia, in modo che i ragazzi capiscano che fa male. È possibile? Tutto è possibile, avevamo pensato, quando ci incontriamo con la Commissione di Sicurezza, il prefetto, quest'ora il Cabinetto di Finanza, 6-7 mesi fa abbiamo abbozzato anche questa idea. Ne va di mezzo un po' l'immagine della città, obiettivamente, facendo queste cose. In più mi sono confrontato con l'Istituto sanitario locale, quando fanno educazione sotto questo aspetto dei ragazzi, molto spesso i ragazzi si incuriosiscono. Per cui bisogna stare attenti alla comunicazione. È una cosa molto, magari dico, però è una valutazione che... Mi è venuto in mente, dicono il fumo ti uccide, fumare ti uccide. È un metodo di fumatori. No, è diminuito. Alla lunga c'è stata inizialmente ragione, poi sono diminuiti un Comunque, po'. I tabaccai hanno detto... Può essere anche una buona idea. Le ho fatto una proposta. Può essere anche una buona idea. Bisogna stare attenti, la comunicazione è una cosa molto pericolosa. Certo, però... Bisogna farla in maniera corretta. Ricordo che è un pubblico di giovani, di giovani specialmente. Il grafico la fa fare a un psicologo, gente esperta, ovviamente mica la fa. Comunque, era un'idea per colpire nella città e far capire che l'amministrazione è ben presente nel programma. Ma io non ho bisogno di fare immagine per amministrazione. No, per loro che non io la ho bisogno usano. di fare comunicazione, bisogno di fare cultura ai ragazzi, esatto, cultura alle famiglie, ai quartieri, che è un'emergenza sociale in cui siamo coinvolti tutta la città. Certo. Se uno pensa che l'amministrazione comunale sia da sola risolve, o quella questura, i poliziotti, non risolve, o tutta la città si mette d'impegno, tanto rifiuto la cosa, la logica capitale della droga sono definizioni giornalistiche e basta. Capitale della droga, un accidente, tanto per essere chiari. No, tutti quanti. No, ma sì, ma dopo viene l'opposizione, e qua non è stato fatto niente. A me interessa che vengano fatte le cose, uno può dire qualsiasi cosa. È sempre stato un mio principio che la droga è una cosa pericolosa. Io rabbrividisco, ho nipoti. Rabbrividisco solo a pensare a queste cose. No, certo. Per cui il massimo impegno mio, degli assessori, dell'amministrazione comunale, anche in termini economici, faremo qualsiasi cosa, in collaborazione con tutti, perché deve capire che un genitore non deve pensare a qualche altro. Pensaci tu come famiglia, è importante, tuo figlio, controlla quello che fa, verifica quello che fa. No, certo, perché nel ragionamento che faceva, che ovviamente è anche vero, nel pubblicizzare un evento c'è anche l'effetto contrario, però se lei mi dice lo insegniamo alla scuola, viene l'educazione dalla scuola, anche lì i ragazzi potrebbero avere una curiosità anche nell'insegnamento. È quello che ho detto, i ragazzi che
che roba, non sapevo. Non mi giocherei questa immagine con l'immagine. È delicata, è delicata. Però sì, delicata, lei ha ragione, però me la delicata. giocherei, bei cartelloni davanti alle scuole, drogati, succede questo, insomma, me la giocherei È molto un po' con i delicata bambini. la faccenda. Però d'impatto magari ci sarà qualcuno che... È un problema cade. sociale, un problema che va affrontato. Senta, prima di dare e facciamo, pubblicità, c'è tantissimo da lei fare. mi diceva una cosa, abbiamo fatto un gran lavoro per quanto riguarda i giardini dell'Arena, di qua, di Gasparotto, però poi si spostano, quindi sapete chi segue questa vicenda sa che si spostano. Certo. E non potete seguirli anche voi dove si spostano? Sì, seguiamo. Non lei, ovviamente. Certo che seguiamo. Serve forza dell'ordine in maniera... Adesso, vi ricordo che siamo passati in questura classe A, per cui vuol dire che è una cosa che rivendico, non che è merito mio, ma tutte quante le istituzioni hanno collaborato per far salire la questura a categoria A, che vuol dire più personale. E il problema è sempre personale. Adesso stiamo inserendo 30 poliziotti locali, polizie locali, i vigili. Ma è sempre un problema di risorse, sempre un problema di risorse. È difficile assumere, anche la polizia stessa va gradualmente 5 agenti, 10 agenti, perché le risorse sia dello Stato, dei comuni, delle province, delle regioni sono limitate. Però c'è questo sforzo comune che stiamo tutti facendo. E io ringrazio veramente il prefetto, questore, carabinieri, la finanza, tutti quanti, la polizia locale, perché stiamo lavorando tutti. È vero che possiamo spostare, quello che stiamo facendo, però se adesso andiamo a Ansa, a Borgomagno, facciamo qualcosa, si sposta da un'altra parte, dopo si spostano a Piove, non possiamo mettere, come dice quest'ora, un poliziotto su ogni via, non ci sta, non siamo capaci, non ci sono le forze, bisogna che tutti quanti... Il controllo di vicinato è un'altra cosa importante, qualcuno lo contesta, però il controllo di vicinato sta dando effetti positivi. La popolazione deve prendersi la responsabilità e di vedere le cose e segnalare, no di agire, segnalare, vede una macchina sospetta, vede spacciatori. Noi cerchiamo di metterci il massimo, andiamo a controllare la polizia lo stesso, è la città che deve essere assieme. Non c'è colore politico qua, è come la sicurezza, non c'è colore politico, no destra, sinistra, ho capito, l'opposizione piace fare, non è stato fatto niente, tutta questa roba qua, non me ne frega niente, tanto per essere che mi interessa solo i risultati, punto, il resto non mi interessa. Vado in pubblicità. Grazie.